Processi e certezza della pena dopo i fatti tragici delle ultime settimane. L'allarme per la giustizia trevigiana arriva in Parlamento. A Treviso con le risorse del PNRR arriveranno 51 collaboratori per sfoltire i faldoni, ma è corsa contro il tempo. Epilogo drammatico nelle ricerche della 67enne svanita nel nulla da Silea una settimana fa. Il corpo è stato ritrovato vicino al capannone di un'azienda. Era morta da poche ore, disposto un esame sul cadavere. Tragedia sfiorata a Castelfranco, crolla il soffitto del salone di una casa di edilizia popolare, notte di paura per i due coniugi inquilini. Poco prima raccontano eravamo lì sotto. Covid, variante Omicron 2 e scuole. A 2 mesi dalla fine delle lezioni, contagi in aumento e diffusività della nuova variante preoccupano. Cresce il numero di classi con positivi. Sono 234 i bambini fuggiti dall'Ucraina, arrivati in Veneto senza i genitori, rimasti nel paese in guerra. Oggi in Veneto il numero 1 della Protezione Civile Nazionale Curcio per fare il punto della situazione insieme a Zaia. Da quasi 4 anni un pensionato di Quinto di Treviso attende di essere contattato per sottoporsi a un intervento per un'ernia inguinale. Racconto ai nostri microfoni, l'ULSS dice risolveremo a breve. La storia di Brian, studente di 22 anni che sui social sta raccontando il suo percorso di transizione di genere. Per anni sono esistito, dice, oggi finalmente sono. Il Senato ha dato il via libera definitivo all'istituzione della giornata nazionale dedicata alla memoria e al sacrificio degli alpini, fissata per il 26 gennaio. Il presidente Favero, un onore per noi. Telespettatori di Antena 3, buonasera e ben ritrovati. Il telegiornale di Treviso. Dunque in primo piano parliamo di giustizia, di pene certe. Si è parlato molto in questi giorni, in queste settimane caratterizzate dai tragici fatti di Pieve di Soligo e del Terraglio, ma se ne parla sempre da tempo e si parla da tempo dell'allarme organico nel Tribunale di Treviso. Ebbene, questo allarme è arrivato in Parlamento, c'è anche una risposta perché a Treviso con le risorse del PNRR, dice il governo, arriveranno 51 collaboratori a tempo determinato per sfoltire i faldoni, ma ovviamente è una corsa contro il tempo. Per tale obiettivo, al pari degli altri contenuti del PNRR, la linea di progetto non prevede l'assunzione di personale a tempo indeterminato, preclusa dalla Commissione europea, bensì investe sul potenziamento dell'ufficio per il processo e sul rafforzamento del capitale umano giovane attraverso la costituzione di veri e propri team di supporto al magistrato. La consistenza numerica complessiva delle risorse assegnate al distretto di Corte d'Appello di Venezia è pari a 388 unità, di cui 51 destinate proprio al Tribunale di Treviso. Il numero è fissato a Montecitorio dal sottosegretario Sisto, 51 dunque i collaboratori che arriveranno in Tribunale a Treviso per centrare l'obiettivo fissato entro il 2026 dal PNRR sul capitolo giustizia, un'iniezione di risorse senza precedenti per sfoltire faldoni e processi, comunicate in aula dopo l'interrogazione presentata dal deputato Raffaele Baratto sullo stato di profonda crisi della giustizia trevigiana causa la carenza di profili magistrati ma soprattutto amministrativi. Lo stesso sottosegretario ha ammesso come la sola Procura della Repubblica abbia in dotazione 42 unità amministrative, ma che a prestare il servizio effettivamente siano in 33. Scopertura del 21,43%. I 51 dipendenti che arriveranno grazie al PNRR saranno profili temporanei, contratti da 3 anni al massimo, da assumere entro un anno. Sono numeri importanti, sottolinea Baratto, ma devono arrivare il prima possibile. Il rischio di fatto è che i maxi processi di Veneto Banca vadano a fagocitare i procedimenti per i reati comuni, pregiudicando più in generale l'esigenza di certezza della pena e del processo, particolarmente percepite dopo i fatti del Terraglio e l'omicidio di Pieve di Soligo. Non è possibile che una vicenda seppur grave come quella che ha coinvolto il principale istituto del territorio metta a rischio le ulteriori e comunque legittime esigenze di giustizia e comunità semplicemente perché alle volte non ci sono queste risorse. Un incontro nelle scorse ore si è tenuto tra i responsabili del Tribunale di Treviso e della Corte d'Appello di Venezia proprio con il Ministero per trovare rimedi immediati. Al di là del PNRR non si escludono trasferimenti e comandi da altre pubbliche amministrazioni. Più difficile il turnover dei magistrati, manca ancora un sostituto procuratore e 3 vice procuratori ordinari, ma buone notizie potrebbero arrivare dal recente decreto sulle dotazioni organiche flessibili che il 23 marzo scorso ha assegnato alla Corte d'Appello di Venezia 8 magistrati giudicanti e 2 requirenti. Qualcuno di questi potrebbe arrivare a Treviso. Anche in questo caso a fare la differenza sarà il fattore tempo.
Intanto la cronaca parla di indagini in queste ore dei carabinieri per un'aggressione avvenuta a Ponte del Priula nella serata di ieri, ma emersa soltanto ora. Poco dopo le 20 alcuni testimoni hanno infatti riferito di aver visto uscire un uomo da un locale massaggi gestito da cinesi in un parcheggio appunto della zona di Ponte del Priula. Dietro di lui, secondo il racconto delle testimonianze, poco dopo è uscita una donna di circa 30 anni, tratti somatici orientali, che lo stava inseguendo scalza e sotto shock. E poi quando i testimoni l'hanno soccorsa si sono accorti che la donna aveva degli ematomi sotto gli occhi, non parlava italiano, si è espressa a gesti e da quello che raccontano i testimoni l'accusa della donna è quella di che l'uomo sia entrato dalla porta posteriore del negozio e l'abbia poi dell'esercizio, diciamo, e che l'abbia poi obbligata ad avere una prestazione sessuale e quindi al rifiuto l'avrebbe poi picchiata procurandole dei lividi e anche delle botte in testa, per i quali è stato anche necessaria una cura al pronto soccorso. Dicevamo, indagini in corso da parte dei carabinieri su questo episodio. E poi a Silea, dove purtroppo sono finite nel peggiore dei modi le ricerche di Antonella Bortolatto, la 67enne che proprio da Silea era svanita nel nulla una settimana fa. La stavano cercando da giorni i carabinieri, i vigili del fuoco e gli uomini della protezione civile. Mercoledì scorso Antonella Bortolato, 67 anni, era uscita di casa senza fare più ritorno. A lanciare l'allarme era stato il marito. Oggi la tragica scoperta. Il corpo è stato trovato vicino ad una ditta in una strada chiusa. Era distesa, le scarpe riposte vicino a lei, una bottiglia di acqua accanto. Sul volto ancora la mascherina anti-Covid. A trovare Antonella, un dipendente del comune. Il nostro tecnico comunale con il nostro assessore Francesco Biasin si trovavano in via della Serenissima per un sopralluogo e hanno riscontrato questa presenza e purtroppo dopo dalle verifiche abbiamo capito che era la signora scomparsa. Secondo i primi accertamenti la donna sarebbe deceduta almeno 8-9 ore prima. Resta da capire dove Antonella sia stata il resto della settimana. Nel luogo di ritrovamento probabilmente è arrivata solo nella giornata di ieri. La procura di Treviso ha deciso di far svolgere un esame esterno della salma per fugare ogni dubbio. Potrebbe essere stato un malore a stroncare la 67enne. Le ricerche erano partite il 30 marzo, si erano concentrate inizialmente sulla zona della Restera e del fiume Sile, del fiume Melma nei terreni agricoli, nella zona della Chiarie Forti. Era stato utilizzato anche un elicottero che ha sorvolato la zona dall'alto, oltre ai cani molecolari con cui si sono battute le zone della campagna. Al 112 ne arrivate anche alcune segnalazioni della presenza della donna, segnalazioni che non avevano dato nessun esito. Antonella, con il marito, si era trasferita a Silea da appena 2 settimane. Prima i due abitavano nel comune di Treviso. Il cordoglio del sindaco Rossella Cendron. Voglio esprimere come sindaco da parte di tutta l'amministrazione comunale, ma da tutto il comune, il personale dipendente che in questi giorni con la polizia locale e con l'aiuto della protezione civile è stato impegnato nelle ricerche. Quindi veramente esprimo un ringraziamento prima di tutti per chi si è prodigato per le ricerche, alle forze dell'ordine, in particolare i vigili del fuoco, i carabinieri, ma appunto voglio esprimere il nostro cordoglio al marito della signora. Per una settimana Antonella sembrava essere scomparsa nel nulla, fino ad oggi, quando è stata trovata rannicchiata su un marciapiede. Una tragedia sfiorata invece a Castelfranco, dove è crollato nella notte una parte del soffitto del salone di una casa popolare della AEEP, l'azienda appunto di edilizia popolare cittadina. Una nota di paura ovviamente per i due coniugi inquilini. Sentiamoli ai nostri microfoni. 3 minuti. Un attimo. Una bomba, pensavamo che fosse il temporale, ma proprio una bomba, perché guarda cosa è cascata. Una tragedia sfiorata. Giancarlo Marchesan era appena andato a coricarsi quando ad un tratto ha sentito un boato. È andato subito in salone dove sul divano era seduta la moglie. Una parte del soffitto è crollato a terra. Se l'anziano non fosse andato a dormire sarebbe stato sepolto dai calcinacci. Dov'era lei? Là, vedendo che c'è il pontello là. Sì? La mia poltroncina era di là.
mi prendeva tutto quello. Illesa per miracolo la moglie, che si è vista davanti a una scena incredibile. A terra i calcinacci sono stati attimi di terrore per i coniugi che hanno allertato i carabinieri ed i vigili del fuoco. Pompieri si arrivai alle 10:30 e fino quasi alle 3 del mattino. Dopo hanno puntellato e ha detto non dare dentro per nessun motivo. I vigili del fuoco hanno lavorato a lungo, hanno puntellato il soffitto per mettere in sicurezza il salone, poi hanno effettuato accertamenti in tutte le altre stanze dell'appartamento. Il salone e una stanza da letto sono state dichiarate inagibili. Cosito. Allora mi ha detto, qua dentro niente, in camera neanche perché sta proprio per cadere. E mi fa l'entrata, il corridoio, il bagno, la camera tua e la cucina. Ho detto, ma com'è che mi casa la camera e la cucina? Una notte di paura. Dico che non ho mai dormito da ieri perché pensavo di trovarmi col soffitto della camera giù. E dopo questa vicenda è arrivata nel pomeriggio una nota della AEEP di Castelfranco. L'azienda si è attivata subito, dice la nota, per mettere in sicurezza la stanza e avviare le verifiche per avviare i lavori di sistemazione. Entro venerdì saranno effettuati i sopralluoghi al fine di definire nel minor tempo possibile la messa in sicurezza della stanza e la conseguente agibilità del locale. È ovviamente cura dell'azienda per ogni ordine e grado la messa a punto del locale. Lasciamo per un attimo la cronaca, ci torneremo più tardi, torniamo a parlare però di Covid, di variante Omicron 2, ormai la più prevalente, e le scuole. A 2 mesi dalla fine delle lezioni infatti i contagi sono in aumento e la diffusività anche della nuova variante preoccupa, cresce infatti il numero di classi con positivi. Il numero quotidiano dei nuovi contagi da Covid rimane elevato in Veneto, quasi 7.000 quelli di oggi, e anche nelle aule scolastiche i positivi sono in aumento, colpa innanzitutto della nuova variante, l'Omicron 2, che si diffonde velocemente, ma una parte potrebbe farla anche il superamento della DA, dell'allentamento delle restrizioni. Confesso che un po' di preoccupazione c'è nel mondo della scuola, da parte dei dirigenti scolastici mi è stato anche manifestato in qualche misura, diciamo che forse il mondo della scuola avrebbe gradito il mantenimento di misure un attimino più rigorose fino, tutto sommato, al termine delle lezioni, che è l'8 giugno. Però ovviamente ci atteniamo alle indicazioni, diciamo che abbiamo un po' buttato il cuore oltre l'ostacolo come paese e per cui comunque le indicazioni che sono vigenti devono essere molto rigorosamente osservate. A scuola come altrove occorre dunque continuare a rispettare con scrupolo la disinfezione delle mani, il distanziamento e l'uso della mascherina. I numeri nella Marca trevigiana confermano che la guardia deve rimanere alta. 625 le classi con casi di positività, 15 quelle in cui vige l'obbligo di FFP2 perché i contagi sono pari a 4 o in numero anche maggiore. L'ULS 2 sta seguendo con attenzione l'evolversi della nuova variante. Sarebbe da stupidi non essere preoccupati, però siamo attrezzati ovviamente per tener botta, ma soprattutto è dimostrato che nella nuova variante, pur essendo molto diffusiva, di fatto non porta le persone in ospedale. Per ora la quarta dose di vaccino è prevista solamente per i soggetti fragili, ma a livello nazionale già si discute di riprendere la campagna a settembre. Ci arriverà ovviamente una quarta dose a settembre con le varianti, noi siamo a disposizione ma non siamo noi a deciderlo, chiaramente è il Ministero che ci dirà se deve fare o non fare questo. E poi l'emergenza ucraina, oggi in Veneto, annuale nello specifico. Il numero 1 della Protezione Civile Nazionale Curcio, insieme al governatore Zaia, in sopralluogo all'hub dedicato proprio all'accoglienza dei profughi, 12.000 in Veneto, e poi c'è il lato più drammatico di questa cifra, i 234 minori non accompagnati. Abbiamo incontrato una coppia di giovani con un bimbo piccolo, lui oncologico, una coppia di fratello e sorella, lei incinta, lui minorenne, scappati, hanno lasciato la madre e il padre che ha avuto un ictus qualche ora prima della loro fuga, e poi ancora un'altra coppia con lei che partorirà a ore. Diciamo che e poi una coppia di fratelli che non hanno più nessuno in Ucraina e uno dei 2 fratelli è in carrozzina. Hanno tutti degli sguardi spettrali. Si concentra sul risvolto umano della tragedia ucraina Luca Zaia, a margine del sopralluogo che ha portato all'hub di prima accoglienza di Noale anche il numero 1 della Protezione Civile italiana Fabrizio Curcio. Il numero degli arrivi registrato in Veneto dalle prefetture da 40 giorni a questa parte è di 11.459 profughi,
poco meno le tessere sanitarie temporanee rilasciate. Di questi soltanto 218 sono ospitati negli hub individuati dalla Regione, oltre a Noale, Asiago, Isola della Scala, Monselice e Valdobbiadene, ma è una cifra più di tutte che rivela il dramma di un popolo. I bambini minori non accompagnati in Veneto sono 234, sono fra virgolette orfani, cioè non hanno genitori, non hanno nessuno. Purtroppo arrivano con dei numeri di telefono segnati sulla mano, sulle braccia, ed è un'immagine plastica di questa tragedia. Zaia, che poi è tornato anche sulla questione degli ucraini da inserire nel mondo del lavoro. Non può passare l'idea della disinformazione dove addirittura si coccola la fake news di dire che gli ucraini sostituiranno i lavoratori che non si sono vaccinati. Non è vero, cioè nel senso che gli ucraini andranno purtroppo a fare attività che nessuno vuol fare, perché questa è la verità. Di modello Veneto nella gestione di questa nuova emergenza ha parlato lo stesso Curcio. Certo, al momento l'accoglienza resta per lo più diffusa, difficile capire per quanto. Ora sembra che gli arrivi diminuiscano, però dipenderà da quello che succede su quei territori, quindi potrebbero riprendere. C'è un tema, tra virgolette, anche di, chiamiamola emersione, no? Di questi 85.000 persone, noi appunto ne assistiamo direttamente una minima parte. Quanto la rete amicale continuerà a essere, come dire, a sostenere le altre che si sono autonomamente sistemate. Questi sono dubbi e domande che noi per primi ci facciamo, non abbiamo le risposte per tutte. Adesso la politica, con i movimenti all'interno della maggioranza a Treviso a Palazzo dei 300, ma anche la crisi a livello provinciale tra Lega e Fratelli d'Italia a ormai meno di 2 mesi dalle elezioni. Rimane all'interno della maggioranza, è soltanto una questione di un piccolo screzio personale con il capogruppo. La maggioranza è solida, la fuoriuscita dalla Lega del consigliere Giancarlo D'Atos per passare nella civica Mario Conte sindaco, per lo stesso Conte non va al di là della scelta personale compiuta da D'Atos per l'ormai conclamata incompatibilità con il capogruppo Riccardo Barbisan. Le frizioni personali sono ben diverse da questioni politiche, questioni che possono minare la tenuta di una maggioranza o che possono mettere in discussione l'operato dell'amministrazione e gli obiettivi che ci siamo posti. È stato un passaggio da un gruppo all'altro che quindi non va ad alterare la maggioranza, e di questo io sono francamente contento. Ringrazio tutti i consiglieri per il grande impegno. Poi è normale, come in tutte le famiglie possono esserci dei punti di vista personali diversi tra un componente e l'altro, tra un componente e il capogruppo, e quindi può essere che qualcuno decida di spostarsi semplicemente di gruppo. Io credo che il caso D'Atos si chiuda qui. Di certo però la decisione di D'Atos è la dimostrazione che il confronto all'interno della Lega è acceso non solo in città ma anche a livello provinciale. L'altro caso del giorno è la bocciatura da parte dei sindaci leghisti della proposta avanzata dal commissario Gianangelo Boff di appoggiare la nomina di Marco Della Pietra, primo cittadino di Spresiano e rappresentante di Fratelli d'Italia, alla guida dell'Associazione dei Comuni. Uno stop che mette in crisi i rapporti tra il Carroccio e gli alleati, che governano insieme anche nel capoluogo. Manca talmente tanto alle elezioni di Treviso che pensare che le dinamiche legate alla campagna elettorale 2022 possano incidere nel 2023, francamente è difficile da sapere, da pensare. Sono dinamiche normali quando si è a poche settimane dalla chiusura delle coalizioni, della presentazione dei candidati sindaci, quindi credo che anche queste tensioni che in questi giorni si sono un po' manifestate possano assolutamente rientrare. Torniamo alla cronaca. Stoccavano illegalmente rifiuti di vario genere in 2 capannoni industriali di Pieve e di Soligo. I carabinieri, grazie anche a diverse segnalazioni di movimenti sospetti, segnalazioni giunte negli ultimi tempi, hanno identificato 2 italiani e un cittadino di origine nigeriane. Secondo gli accertamenti, i 3, a vario titolo servendosi di un autocarro, stavano stoccando un notevole quantitativo di rifiuti tra scarti edili, elettrodomestici, batterie esauste all'interno degli immobili. Le loro posizioni sono al vaglio dell'autorità giudiziaria. L'accusa è di attività di gestione rifiuti non autorizzata. Gli stabili e il veicolo utilizzato per il trasporto sono stati posti sotto sequestro. A Paese invece è bloccato un pirata della strada.
Stava percorrendo via Postumia, la strada che collega Vedelago a Postioma di Paese, quando ha tentato un sorpasso azzardato. L'automobilista, un giovane giostraio, ha urtato prima la macchina che veniva dal senso opposto, poi è finito contro un'altra auto ed un camion che la seguiva. Il pirata della strada è finito in mezzo ad un prato, è sceso dall'auto ed è fuggito. Immediatamente è stato dato l'allarme ai carabinieri che sono giunti sul posto. I militari hanno iniziato a cercare il giovane che è stato trovato poco lontano, nascosto sotto un ponticello con un taglio alla testa. Il bilancio dell'incidente è di 2 feriti, compreso l'automobilista che ha provocato il sinistro. Entrambi sono stati portati in ospedale. Nessuno dei 2 è in gravi condizioni. Le indagini dei carabinieri di Montebelluna per capire come mai il giovane giostraio sia scappato dopo l'incidente. Adesso la pubblicità, poi torneremo subito e andremo a conoscere Brian, che prima di chiamarsi Brian si chiamava Daphne. In studio in diretta, allora andiamo a Conegliano, la sua è una storia che sta facendo il Giro d'Italia, studente, 22 anni, sta raccontando sui social il suo percorso di transizione di genere. Si deve credere nella felicità, perché la felicità passa per scelte di coraggio e in virtù di questa cosa bisogna essere coraggiosi e pazienti e tutto arriva alla fine. Crederci fino alla fine per raggiungere i propri sogni è quello che ha fatto Brian Ceotto, 22 anni, studente di lettere all'Università di Milano. Brian all'anagrafe Daphne, nasce in un corpo femminile che sin da piccolo sente stretto, poi alle medie la piena consapevolezza di sé. Non percepivo il mio essere, sentivo la mia anima più grande del mio corpo, sentivo come di essere intrappolato in qualcosa che non doveva esistere. Ma questi sentimenti li tiene chiusi dentro, non ne parla con nessuno, è più forte la paura del giudizio degli altri, poi in terza superiore la svolta grazie ad un tema. Ho annunciato allegramente e ampiamente di sentirmi Brian e di essere tale e quindi lì direi che è stato il grande momento. Il professore di italiano legge il tema e parla con Brian, tocca i tasti giusti, gli dà coraggio. Grazie alle sue parole e grazie al supporto della famiglia accanto a lui da subito, il 12 giugno 2021 inizia il percorso di transizione. È un percorso ormonale, il che significa semplicemente iniezioni di testosterone e il testosterone lavora su se stesso attraverso il corpo. Interventi non ancora? Non ancora perché serve un iter legale in Italia per accedere agli interventi, perché serve la rettifica anagrafica del nome e del genere sui documenti. Un iter legale però lungo e dall'esito non sempre scontato. Ci sono percorsi psicologici alle spalle che attestano la nostra disforia, percorsi endocrinologici che attestano il nostro percorso medico. Purtroppo però un giudice nel giro di 2 ore attraverso una sentenza può negare la possibilità dei nostri documenti, almeno parzialmente. Non so cosa mi aspetti nel futuro, ma spero di essere sereno, ci racconta Brian, che ha ben chiaro quale sia ora il suo più grande sogno. Non vedo l'ora di cambiare i documenti e di poter accedere finalmente agli interventi, che sono uno degli step più importanti per me stesso. Nemmeno gli episodi di transfobia di cui è stato vittima negli anni lo hanno fermato e ora guarda con serenità le foto da bambina. Ho raggiunto traguardi che mai avrei pensato di raggiungere, quindi sono davvero fiero di me stesso e orgoglioso di quello che sto facendo. Un percorso non certo facile che Brian ha deciso di raccontare sui social. Perché voglio smettere di credere che la gente possa considerare la transessualità un tabù e voglio far credere alle persone che c'è una grossa distinzione tra l'essere e l'esistere. Sono esistito per tantissimi anni fino all'anno scorso e adesso finalmente sono, quindi abbiate il coraggio di essere e di smettere di esistere. Le vostre segnalazioni adesso, partiamo dalla sanità. Il racconto che vi mostriamo è quello di un pensionato di Quinto di Treviso che attende di essere contattato per sottoporsi a un intervento per ernia inguinale da quasi 4 anni. Un'odissea lunga quasi 4 anni, quella di Giovanni Tegon, 74enne di Quinto di Treviso. Le sue vicissitudini tra visite, appuntamenti e telefonate che non arrivano iniziano nell'agosto 2018, quando si sottopone ad un primo controllo nel quale gli viene diagnosticata una ernia inguinale. Mi hanno detto è da operare, come ha visto sulla carta, è da operare e la metteremo in lista, la chiameremo noi. I mesi passano e un anno dopo, nell'ottobre del 2019, si reca nel reparto di terza chirurgia del Caffoncello per chiedere informazioni e qui gli fissano qualche giorno più tardi una nuova visita che conferma la necessità dell'intervento chirurgico. Mi hanno mandato a fare gli esami preoperatori. L'infermiera mi ha detto, alla quale io ho chiesto, mi ha detto a fine dicembre 19 oppure a gennaio 2020. E invece non è arrivato niente, insomma. Sono ancora qua che aspetto.
E sono passati 3 anni e 7 mesi. Nel frattempo il pensionato presenta 2 reclami, ricevendo risposta al primo, in cui si ipotizza la possibilità di eseguire l'intervento all'ospedale di Montebelluno Castelfranco. Ma a questo non fanno seguito altre comunicazioni e il signor Tegone è ancora in attesa dell'intervento, mentre la sua ernia è peggiorata. Ingrossata in sostanza, diciamo, parlando, metà intestino è fuori, non so cosa dire. Come dicevo adesso, stamattina per esempio c'è tutto un dolore qua al basso ventre, mi devo sedermi, non so cosa fare, non posso neanche muovermi. È da operare questa cosa, che sta peggiorando, sta ingrossandosi, come ho detto. Tempi d'attesa strettamente legati alla pandemia, spiega l'ULSS 2, che chiarisce come le patologie benigne siano state bloccate proprio a causa del Covid. L'azienda sanitaria però sta lavorando per smaltire le lunghe liste, anche utilizzando una sala operatoria aggiuntiva. Presto dunque per il signor Tegon potrebbe arrivare la telefonata attesa da quasi 4 anni. Un'altra segnalazione, ma dalla sanità parliamo di viabilità e siamo a Treviso adesso, meglio tra Treviso e Casier. Parliamo dell'area della strada che attraversa la zona dell'ex caserma Serena, un traffico troppo sostenuto. Traffico molto sostenuto in via Zermanese ai confini fra Treviso e il comune di Casier, all'altezza di Dosson, dove si trova la caserma Serena. Negli ultimi anni sta creando forti problemi alle case circostanti, ai pedoni che attraversano la strada, ma anche a chi si trova a percorrerla in bicicletta. Che venga ultimata la pista ciclabile fino al cavalcavia e che vengano eseguiti i lavori del piazzale della caserma. La piazza della caserma Serena è attraversata da una pista ciclabile che parte dal Terraglio, corre lungo via Pindemonte, arrivando su via Zermanese e terminando bruscamente su un ponticello, dove però diventa impraticabile continuare la strada in bici in quanto manca una parte della pista ciclabile fino al cavalcavia, esattamente 180 metri, che possono trasformarsi in un tragico palcoscenico vista la velocità spedita con cui corrono le macchine. Dal centro di Dosson fino al cavalcavia è tutto un drizzanolo e naturalmente la tendenza di pigiare sull'acceleratore viene spontanea. I cittadini chiedono che la loro qualità della vita e la sicurezza personale non vengano impattate negativamente dal traffico, garantendo così a tutti il diritto alla mobilità in qualsiasi sua forma. È già pronto il progetto di risistemazione del piazzale, dove verrà realizzata una rotonda al posto dell'incrocio a raso e verrà posta una rotonda e così sicuramente il traffico sarà limitato come velocità. Sarà il 26 gennaio, la giornata dedicata alla memoria degli alpini. Il via libera ufficiale è arrivato dal Senato oggi. Siamo grati e commossi, dice il presidente Ana Favero, che in queste ore ha anche interpellato l'ambasciatore russo in Italia dopo il deturpamento del ponte dell'amicizia a Nikolaevka. Direi che è una reazione estremamente positiva, mi lasci dire anche di gratitudine, non da parte solo mia, ma da parte dell'Associazione Nazionale Alpini, di tutti gli alpini, soprattutto di quelli, come diciamo noi, che sono andati avanti. È un grazie a nome di tutti gli alpini di ogni generazione quello che arriva dal presidente ANA, il trevigiano Sebastiano Favero, al Parlamento italiano dopo che il Senato ha dato il via libera all'istituzione della giornata nazionale dedicata alla memoria e al sacrificio degli alpini. Non amarli è impossibile, onorarli come meritano anche con una decisione istituzionale. È sacrosanto le parole del presidente Luca Zaia. La giornata si terrà ogni anno il 26 gennaio. Il 26 di gennaio, che per noi è una data significativa, perché è la data in cui, in un momento di grande difficoltà, in una, mi lasci dire, situazione difficile, quasi di disfatta come è stata la campagna e la ritirata di Russia, c'è stato quel momento di orgoglio, quella volontà di tornare a baita che gli alpini hanno messo in quella battaglia di Nikolaevka. E proprio a Nikolaevka è stato deturpato il ponte dell'amicizia costruito dagli alpini pochi anni fa per onorare i caduti di tutte le guerre. Su un simbolo di pace è comparsa la famigerata Z bianca, simbolo delle truppe russe in Ucraina. L'amarezza delle penne nere è diventata protesta formale. Ho fatto un comunicato, ho mandato un comunicato all'ambasciatore italiano russo in Italia,
per dire chi sono gli alpini, chi è l'Associazione Nazionale Alpini. Associazione che inizio anni 90 costruì in quella terra provata dal crollo dell'URSS un asilo, la testimonianza dell'essere sempre presenti in ogni emergenza, la ricostruzione, la guerra, la pandemia e ora i profughi dall'Ucraina, guardando anche alla dunata triveneta dell'altopiano prevista per luglio, un grande momento di condivisione per ricordare i 100 anni dalla prima dunata sull'Ortigara. Il Covid visto con gli occhi dei bambini, è approdata a Treviso la mostra Andrà tutto bene. La speranza dei bambini, quella che la pandemia finisse presto, è la stessa che i più piccoli nutrono per la fine della guerra. L'hanno disegnata e colorata durante il lockdown del marzo 2020, la speranza, e ora gli oltre 1000 disegni inviati alla Regione e trasformati in una mostra itinerante realizzata dal Teatro Stabile del Veneto fanno tappa a Treviso a Salone dei 300 fino al 1° maggio. Autorità scolastiche, sanitarie, civiche, ma soprattutto i bambini, quelli della scuola elementare Gabelli, al taglio del nastro, o sarebbe meglio dire ai tagli, visto che ognuno aveva la sua forbicina. 3, 2, 1, tagliamo. L'abbiamo attesa, abbiamo visto questi capolavori fatti dai ragazzi, spontanei, belli, interessanti. E noi ci auguriamo che tanti trevigiani vengano a vederli. Che ricordo hai della pandemia, del lockdown? Uno schifo! Era brutto stare a casa e quindi non mi piaceva e... È meglio andare a scuola? Sì. Molto meglio, io la adoro la scuola. Ci vorrei stare anche di notte. Era brutto stare chiusi in casa perché io non respiravo, ma avevo la terrazza e quindi potevo uscire. Come ti sembra questa mostra? Bellissima. C'è qualche disegno che ti è piaciuto di più? Tutti. A me è piaciuto praticamente tutto. A me è piaciuta molto perché comunque siamo andati con la scuola e con tutti i miei amici. Mi piaceva di più l'arcobaleno perché ci sono tanti colori e della pace. E c'è bisogno di pace in questo periodo? Sì, tanta, perché il Covid ne ha portata via un sacco. Complimenti ai bambini, adesso le notizie dal Bellunese. C'è il lavoro in primo piano, l'avvertenza ACC perché FIOM non ha sottoscritto l'accordo per il trasferimento di ramo d'azienda a Sest siglato ieri a tarda sera. Irricevibile per il segretario Stefano Bona, un compromesso saggio invece per il commissario straordinario Maurizio Castro. Toni inaccettabili, troppe sospensive, inquadramento inferiore, incalcia il verbale di accordo sindacale per il trasferimento di ramo di azienda da ACC a Sest, manca la firma della FIOM di Belluno. Ieri a tarda sera l'avvertenza che sancisce il passaggio dei lavoratori alla società del gruppo Luve, i toni sono stati accesi. Ci sono dei temi per noi indisponibili, abbiamo tentato fino all'ultimo momento di convincere Sest a cambiare il contenuto degli accordi in alcune sue parti, non ci siamo riusciti. Per la FIOM nell'accordo non c'è una garanzia di occupazione per tutti i lavoratori. Al netto dei 150 che verranno riassorbiti potrebbero non esserci soluzioni per i 100 esclusi pur al termine del percorso di promozione al lavoro delle competenze di ACC. Il commissario straordinario Maurizio Castro non commenta le scelte di nessuna delle organizzazioni sindacali, ma osserva che ogni accordo rappresenta un punto di compromesso e quello raggiunto ieri, l'unico possibile, è un compromesso saggio perché preserva il futuro di Melle e dei suoi lavoratori e valorizza il patrimonio industriale della Valbelluna. Di tutt'altro tenore le considerazioni della FIOM anche in funzione del fatto che il trasferimento di ramo d'azienda avviene in presenza delle garanzie di sgravi contributivi previsti dalla legge di stabilità. Qualora però tali benefici non dovessero essere confermati, Sest si riserva di adottare una rimodulazione del proprio piano industriale, compresi i previsti livelli di organico. Ci è sembrato del tutto inappropriato che il piano industriale, ivi compreso anche l'assorbimento dei lavoratori, sia, come posso dire, implichi il fatto che possa modificarsi a seconda di quello che è l'entità della decontribuzione. L'abbiamo posto al tavolo, Sest l'ha
ribadito che anche questo è un tema sospensivo, questo è un accordo che è tutto spostato su SEST. Il passaggio dei lavoratori a scaglioni dovrà concludersi entro il 1 gennaio 2024. La procedura di amministrazione controllata è stata prorogata al 31 dicembre prossimo, termine entro cui dovranno essere sgomberate le aree aziendali che contengono i macchinari venduti al gruppo bengalese Walton. L'emergenza ucraina, hanno superato quota 1000 gli ucraini rifugiati in provincia di Belluno, nella stragrande maggioranza a carico della rete amicale parentale. Dei 234 minori non accompagnati di cui abbiamo parlato poco fa nel servizio di Cristina Arboit a livello regionale, 32 sono in provincia di Belluno e c'è un appello da parte del prefetto. Oggi ho trovato gli amministratori locali interessati perché tutti abbiamo compreso che l'erogazione poi dei contributi avverrà soltanto dopo la sottoscrizione di accordi. In questo caso si gioca su una triangolazione prefettura comune e enti del terzo settore. Sottoscrivere gli accordi per il SAI, acronimo di Sistema di Accoglienza e Integrazione, è il passaggio fondamentale per poter accedere ai fondi stanziati dal governo. In provincia di Belluno su 62 comuni solo il capoluogo ha presentato un progetto, tutti gli altri sono rimasti alla finestra in attesa degli eventi. Il prefetto Savastano oggi ha invitato i sindaci ad essere più attenti perché potenziare la rete in questo momento è questione dirimente nel sistema di gestione dell'emergenza ucraina. Il sistema Belluno, il territorio provinciale si è dimostrato un territorio molto ospitale, diamo accoglienza in questo momento a 1030 persone, un numero elevato e trovano, la maggioranza delle quali trova accoglienza nelle famiglie bellunesi, famiglie di amici o di parenti. Per l'accoglienza familiare si è aperta una rete di finanziamento in diretta. Il governo ha istituito una quota di assistenza di 300 euro per adulto e 150 euro a bambino che verrà erogata in contanti direttamente ai rifugiati affinché questi possano contribuire per l'ospitalità familiare, ma c'è necessità di potenziare la rete ordinaria, aiuti economici e accoglienza diffusa. Attualmente i posti nei CAS, centri di accoglienza straordinaria, sono 90 e sono occupati dai migranti delle rotte nordafricane. Dopo un periodo in cui minore è stato l'interesse nel sistema di accoglienza, ieri il prefetto ha emanato un avviso esplorativo di manifestazione di interesse rivolto proprio agli enti del terzo settore. Una richiesta accorata, e ne approfitto, la faccio tramite voi, a tutto il mondo del terzo settore affinché offrano i loro servizi che potranno anch'essi essere messi in atto attraverso la sottoscrizione di accordi diretti con l'ente o con l'ente ed il comune. Dovrebbero essere completate entro lunedì prossimo le opere indispensabili alla sicurezza della strada regionale della Val di Zoldo, chiusa ormai da una settimana, lo ricorderete, in conseguenza del grave incendio fra Ignes, Sofranco e Mezzocanale. La provincia oggi ha stanziato 1 milione di euro che viene anticipato per accelerare il più possibile le operazioni di riapertura della strada. Intanto il Comune ha chiesto e ottenuto dal prefetto l'apertura di un tavolo di confronto che è stato convocato per venerdì prossimo. Nel corso della riunione sarà esaminata l'analisi commissionata da Veneto Strade, dalla quale emerge una diffusa situazione di rischio e anche alcune criticità che insistono sul tratto di strada chiuso al traffico. Dunque venerdì questo tavolo in prefettura. Sembra sempre più a rischio l'apertura di tutti gli sportelli postali presenti nel bellunese nel post-emergenza Covid. La carenza strutturale di operatori staccati da un ufficio all'altro, pressioni commerciali che impongono sempre più prestazioni straordinarie stanno fiaccando gli uffici. Su 100 presenti in provincia, 66 sono monooperatori e a nulla fino ad ora è valsa la richiesta del sindacato SLC-CGIL di incrementare gli organici. Il tentativo di mediazione non ha trovato apertura da parte di Poste Italiane, dunque la protesta sembra alle porte. Lo sciopero delle lavoratrici e dei lavoratori si concretizzerà in questi giorni. Staremo a vedere. È tutto per questa edizione, vi lascio alle previsioni del tempo. Grazie per averci seguito e arrivederci. Entra nel mondo Lolato. Da oltre 40 anni un team di professionisti per migliorare la qualità della tua vita. Centro del piede con servizi di podologia. Laboratorio per la produzione di plantari e calzature su misura. Benvenuti al Meteo.
Pressione atmosferica stabile, bel tempo prevalente sul nostro territorio, dove il clima tornerà ad essere molto mite. Vediamo il dettaglio di giovedì 7 aprile. Sul Veneto nebbie locali fino all'alba, ma in dissolvimento in mattinata. A seguire ampio soleggiamento con alternanza di nuvole e rasserenamenti sulla pianura. Precipitazioni assenti, salvo sui monti nel pomeriggio per qualche veloce acquazzone. Venti in prevalenza moderati da sud-ovest. Temperature, come detto, in aumento, anche sensibile, minime tra 5 e 9 gradi, massime invece comprese tra i 15 e i 20 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, anche in questo caso cielo sereno o poco nuvoloso, con schiarite più ampie verso la costa, dove dalla sera soffierà scirocco moderato. Temperature minime tra 6 e 9 gradi, massime sui 16-17 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove avremo anche qui bel tempo, schiarite alternate ad annuvolamenti che a tratti saranno anche consistenti. Temperature minime intorno ai 9 gradi, massime sui 20 gradi all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Busti, tutori e protesi di arto personalizzati. Ortopedia e sanitaria Lolato. A Treviso e Montebelluna. Lolato, soluzioni per star bene.